Festival 10 Nodi è più di un festival, intanto è la somma di tanti progetti che abitano questa città nel periodo di ottobre. Sono i festival storici di autunno di questa città, che però dialogano, quindi non è un'unione di festival, sono festival che coprogettano e si intersecano e accompagnano la città per una quarantina di giorni. Presentiamo il lavoro B, percorso sonoro a stanze attorno alla fiaba di Biancaneve. Nel corso degli anni come Trixter abbiamo veramente cercato sempre di investigare il rapporto tra lo spettatore e lo spazio scenico. Ci siamo chiesti se è possibile creare un'esperienza in cui lo spettatore sia da solo e interagisca con lo spazio, sia fisico, quindi lo spazio scenico, che lo spazio sonoro. Nel nostro lavoro penso che l'idea di lavorare su tematiche che abbiano una sorta di carattere archetipico è sempre stato molto importante. Abbiamo lavorato spesso sulla fiaba, ma abbiamo lavorato spesso anche sul mito. In maniera molto razionale, per me quello che è importante è che quando si lavora sulla fiaba o sul mito abbiamo meno bisogno di spiegare la storia, cioè il nostro fulcro non è quello di raccontare una storia, ma possiamo dare per scontato che alcuni elementi della storia siano già conosciuti e quindi possiamo lavorare più a un livello associativo, a un livello immaginifico, che è uno degli aspetti che ci interessa di più. Facciamo parte di una compagnia che si chiama Strasse, che abbiamo fondato nel 2009 e che lavora per lo più sulla città, quindi lavoriamo in esterno e lavoriamo nell'ambito della performance. E la prima performance che abbiamo fatto nel 2009 è Drive-In, che abbiamo portato qua a Cagliari per il Teatro di Sardegna dentro al Festival 10 Nodi. Come compagnia lavoriamo ogni volta anche con persone diverse e in Drive-In siamo in 4 performer. Di solito il lavoro che facciamo si inserisce molto nel contesto urbano in cui lavoriamo e tende a creare delle azioni molto piccole che sono quasi, cioè che il tentativo è quello per cui lo spettatore entrando a contatto col nostro lavoro fatica a percepire che cosa è un'azione performativa e che cosa invece fa parte della vita reale, dato che si inserisce proprio nel contesto della città, il lavoro. E quindi in tutti i nostri lavori c'è questo tentativo di guidare il punto di vista dello spettatore, quindi di guidarlo all'interno del paesaggio, o con la macchina o con dei messaggi tramite cellulare nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto. E noi invece performer agiamo intorno a lui appunto nel tentativo di fare delle piccole azioni che semplicemente gli fanno accendere l'attenzione su quello che sta accadendo intorno, non nel particolare su di noi, ma in generale su quello che già esiste intorno. È uno dei progetti che il Cagliari Capitale della Cultura Italiana sostiene ed è un progetto che in questo momento attraversa sia luoghi fisici ma soprattutto vuole ridisegnare un percorso, una nuova geografia di questa città, cercando di collegare la vecchia stazione, la stazione marittima, quindi il punto di collegamento al mare, attraverso un asse nuovo che è l'asse di Via Napoli, nuovo, un vecchio asse che però adesso è meno frequentato, è anche difficile da attraversare se dalla stazione proprio il passaggio pedonale è complicato, fino ad arrivare appunto a attraversare la vecchia tutta Marina, Castello, fino ad arrivare anche a Smirrionis e in modo simbolico toccare il mercato di Via Quirra, mercato del pesce, quindi insomma dal mare al mare in qualche modo, però passando per almeno tre quartieri importanti della città. Saranno abitati da artisti che provengono da una ventina di nazioni, insomma è un po' un festival con 320, anzi 420 più di 300 artisti. È chiaro che vuole un po' rimettere anche questa città nella geografia dei grandi festival europei, questo insomma anche un po' l'obiettivo e l'aspirazione. Speriamo anche, quest'anno c'è un sottotitolo che è i festival d'autunno di Cagliari, speriamo l'anno prossimo di aggiungere una L, quindi di diventare il Festival d'autunno di Cagliari, quindi dare un'identità ancora talmente forte che la città lo sente come un progetto proprio.